Tensione altissima a Mestre Marghera dopo il nuovo rogo in 24 ore al molo A di Fusina, mentre esplode la rabbia dei cittadini per il silenzio delle sirene. L'ARPAV fa rientrare l'allarme ambientale. Al municipio di Marghera il flash mob di protesta di cittadini e associazioni contro il paradosso del comune che da una parte invitava a chiudersi in casa mentre in città si teneva il cinema all'aperto. Marinaio CTV tenta di sedare una rissa a bordo ma viene aggredito da un passeggero molesto. Nel canale della Giudecca il fatto nella notte sulla linea 2 alla fermata delle Zitelle. Caro carburante a soffrirne, con le famiglie anche le imprese, dai padroncini agli NCC un settore in ginocchio, serve un intervento a livello europeo, l'appello della CGA di Mestre. Un ciclista di Campolongo Maggiore è morto dopo essere scivolato nell'acqua in un canale a Bovolenta. La caduta sembra dovuta a un improvviso malore. Emergenza caldo a Chioggia, il sindaco apre le porte del comune agli anziani e ai fragili, già tra i cittadini in difficoltà messi al riparo, attivo anche il servizio di trasporto. Buonasera, bentrovati e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In apertura torniamo sul rogo di Marghera, al terminal A di Fusina, 2 in poche ore. Vediamo. ARPAV ha comunicato sostanzialmente che non risultano valori particolari o particolarmente fuori dai range e quindi per fortuna l'incendio ha riguardato semplicemente quel perimetro e nulla che ha a che fare con altri tipi di rischio, quello chimico, quello industriale. Le attività di monitoraggio ambientale da parte dei tecnici ARPAV dopo il secondo incendio a distanza di 24 ore dal primo, sempre al terminal di Fusina in via dei Sali al molo A della Multiservice, al fine di valutare se la concentrazione dei fumi fosse carica di particolato pesante e ossidi metallici. Dopo l'alta e densa nube nera visibile da diversi chilometri di distanza prodotta dal rogo di cumuli di rifiuti e rottami ferrosi ed elettrici. E stanno verificando adesso le motivazioni per cui c'è stato questo innesco, verosimilmente l'alta temperatura, qualche materiale, insomma forse una scintilla durante la movimentazione, non spetta a me dirlo e sarà poi ovviamente chi dovrà accertare le motivazioni. La raccomandazione precauzionale ai cittadini di protezione civile comune di chiudere le finestre diramate inizialmente in serata alle 20:45 attraverso i canali social e il sito internet del comune in accordo con vigili del fuoco e prefettura è cessata definitivamente nella mattinata verso le 9:45. Complessivamente hanno operato 20 unità dei vigili del fuoco provenienti da Mestre e Cavarzere, supportate da motobarche, rimorchiatori, l'elicottero del 115, l'autorità portuale e la polizia di frontiera. Situazione ora sotto controllo, sebbene con le ultime attività di bonifica ancora in corso. Abbiamo chiamato il nostro reparto droni che effettuerà attraverso dei sorvoli del materiale, visto che l'estensione comunque è ampia, ha dotato di una termocamera che è in grado di leggere le temperature localizzate nei vari cumuli e quindi ci potrà permettere di identificare qualora vi siano riscaldamenti localizzati e andare a separare il materiale e andarlo a raffreddare. A spegnere le polemiche sul mancato utilizzo delle sirene il capo della protezione civile, chiarendo che il sistema di allertamento acustico non è scattato poiché lo scenario non rientrava nei protocolli vigenti per il rischio chimico industriale classico delle industrie. Il sistema non sarebbe comunque entrato in funzione perché il suo utilizzo è previsto esclusivamente in caso di incidente industriale che coinvolga un'azienda Seveso, ovvero quelle aziende che detengono molto importanti quantitativi di sostanze pericolose, e non è assolutamente il caso che si è verificato questa notte. Il sindaco Venturini è al lavoro per valutare un potenziamento dei canali informativi alla cittadinanza per coprire tempestivamente anche emergenze logistiche o portuali di questo tipo. Dunque le sirene non attivate per un preciso motivo e per delle precise procedure, mentre invece si sono svolti un flash mob questa mattina davanti al municipio di Marghera per un paradosso relativo proprio a questo incendio. Sentiamo il servizio di Filippo Fois.
Basta rischi per la nostra salute, basta incendi, vogliamo prevenzione e sicurezza, recita lo striscione srotolato davanti al municipio di Marghera. La manifestazione di associazioni e comitati cittadini avviene poco prima di mezzogiorno, quando non sono ancora del tutto chiari i contorni e le conseguenze del secondo dei 2 incendi di rottami ferrosi scoppiati a 24 ore di distanza a Porto Marghera. Ma il dato che appare certo indiscutibile ai manifestanti è che comunque da decenni Marghera vive all'ombra di un continuo rischio ambientale contro il quale è stato fatto poco o nulla. Ci dicono che va tutto bene, ci dicono che è qualcosa di passeggero, ma la questione è qua che stiamo aspettando la prossima emergenza in un territorio in cui già ci sono altissime percentualità di morti per tumore e leucemia e per l'ennesima volta c'è un nuovo fattore inquinante che peggiora la qualità della vita della cittadinanza. Ciò che ha colpito in quest'ultimo caso è stata la scarsa informazione e le contraddizioni che hanno caratterizzato la gestione dell'intera vicenda. Non sono state suonate le sirene perché non funzionavano, non c'è stato un piano di allerta efficace per i cittadini, addirittura in Piazza Mercato c'era il cinema all'aperto che non è stato interrotto, l'aria era irrespirabile, non è stata data nessuna notizia in modo solerte, in modo puntuale, avvisare dei rischi, c'erano degli avvisi che giravano di tenere le finestre chiuse e poi si sono mantenuti gli eventi. Questo ha prodotto che migliaia di persone a Marghera, a Mestre, erano luoghi di ritrovo come ad esempio un cinema qua dietro, inconsapevoli di quello che succedeva, però col fazzoletto sulla bocca perché sentivano cose strane. La proiezione all'aperto del film in programma a Marghera Estate, organizzata dal settore cultura del Comune di Venezia, comincia normalmente alle 21, stretta tra 2 avvisi apparsi sul sito del Comune di Venezia alle 20:34 e alle 23:42, in cui si raccomanda ai residenti di Mestre e Marghera di stare in casa con le finestre chiuse. È davvero incredibile che mentre si dava un avviso di chiudere le finestre, io ero a Mestre in quelle ore ieri sera e ho visto di che cosa si trattava e contemporaneamente qui a Marghera veniva proseguito un evento cinematografico e quindi è una contraddizione molto grave e io voglio ribadire con forza che sulla salute dei cittadini non si scherza, non ci possono essere sottovalutazioni, non ci possono essere contraddizioni. A Venezia invece ancora un'aggressione al personale ACTV, un marinaio è stato spinto fuori dal vaporetto mentre cercava di sedare una rissa, è successo ieri notte. Un marinaio della CTV è stato aggredito e spinto in acqua mentre tentava di sedare una lite tra passeggeri. L'atterco è scoppiato a bordo di un vaporetto in servizio da San Zaccaria al Tronchetto attorno all'1 di notte. Caduto in acqua nel canale della Giudecca, il marinaio è stato aiutato a risalire a riva da alcuni passeggeri appena scesi dal vaporetto alle Zitelle. L'aggressore è stato identificato sul posto e denunciato, mentre il dipendente ACTV riceveva le cure dal pronto soccorso. Un fatto che porta nuovamente alla ribalta le aggressioni al personale del trasporto pubblico veneziano. Il gruppo AVM ha condannato con fermezza la violenza, annunciando che si costituirà parte civile e chiedendo che l'episodio sia perseguito con la massima severità. L'assessore comunale alle società partecipate Michele Zuin ha definito l'aggressione un episodio grave e inaccettabile che richiede una risposta ferma. Per Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto della FIT CISL del Veneto, si è oltrepassata la misura. Poteva finire male, molto male. Si pensi ad esempio se avesse battuto la testa durante la caduta sulla chiglia del vaporetto o se fosse stato toccato dalle eliche del vaporetto stesso, o non fosse stato in grado di raggiungere la riva. Per non parlare se il fatto fosse accaduto durante l'inverno quando l'acqua è gelida. All'azienda chiediamo l'ultimazione dell'installazione delle telecamere di bordo sui vaporetti e la predisposizione di squadre di controllo anche miste con guardia giurata. Recentemente un emendamento al decreto legge sicurezza presentato dal senatore Raffaele Speranzoni in collaborazione con la consigliera regionale Laura Besio ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale o danneggia i mezzi del trasporto pubblico. Eppure il fenomeno resta preoccupante. Episodi vergognosi, episodi che non dovrebbero accadere, che segnano dove sta andando questa società, verso una deriva sempre più lontana. Auspichiamo la certezza della pena usata, che venga usata come deterrente, perché chi lavora deve tornare a casa sano e salvo.
Facciamo vedere in onda, in presa diretta, quelle immagini che ci arrivano dalla laguna di Venezia. Un barchino è affondato esattamente davanti all'area di San Giuliano. Siamo in attesa di capire le motivazioni e darvi ulteriori informazioni. Intanto queste le foto che ci arrivano in questo momento in redazione. E invece noi torniamo sulla cronaca con un anziano che ha perso la vita dopo essere scivolato in un canale mentre era a bordo della sua bicicletta. Dramma all'alba a Bovolenta, in via Sant'Antonio Abate, dove un uomo di 69 anni, Lucio Carlotto, residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, ha perso la vita ed è stato ritrovato immerso nell'acqua del canale che corre a fianco della via attorno alle 7:30. L'anziano stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un malore, forse causato anche dal caldo. Ha appoggiato la bici al guardrail, ma poi è scivolato nel canale di scolo che si trova lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bovolenta e i sanitari del SUEM 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il corpo, come disposto dal magistrato di turno, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi più probabile, come detto, è quella del malore, anche se non si può escludere che l'anziano sia poi morto per annegamento. Torniamo sull'emergenza caldo. Il comune di Chioggia apre il municipio per anziani e fragili. Controllando i bollettini ARPAV della Regione Veneto mi sono reso conto che la temperatura elevata continuerà anche nei prossimi giorni, quindi ho deciso di fare un'ordinanza proprio a tutela della salute dei cittadini più fragili, gli anziani, e ho deciso di aprire le sale comunali del nostro municipio, la sala polivalente, che è quella utilizzata dalla Giunta, e anche la sala consiglio in base alla capienza maggiore che ha la sala consigliare. La sede del municipio di Chioggia si trasforma in un rifugio di solidarietà contro l'afa killer che sta stringendo la città in una morsa soffocante. Di fronte a temperature insostenibili, il sindaco Mauro Armelau ha scelto di spalancare le porte della casa comunale per accogliere chi, tra le mura domestiche, non ha nemmeno un condizionatore per respirare. Un'ancora di salvezza che ha già messo al sicuro 3 cittadini in difficoltà. Non si tratta solo di trovare refrigerio, ma di salvare vite e restituire dignità. Grazie alla collaborazione con l'associazione Anteas, nessuno verrà lasciato indietro. Un servizio di trasporto dedicato andrà a prendere i più fragili direttamente fuori città per poi raccompagnarli a casa. All'interno del municipio la paura e l'isolamento lasciano spazio al calore umano, tra attività condivise e giochi che spezzano la solitudine. E adesso stiamo lavorando anche per i prossimi giorni insieme a delle associazioni di volontariato proprio per intrattenere queste persone che permarranno appunto all'interno del municipio, proprio per farli leggere, per farli giocare, fare una tombola, cercare di fare compagnia a queste persone che si recheranno presso il municipio. Io da sindaco onestamente devo tutelare la salute di tutti, ma ho pensato alle persone meno fortunate. E con il caldo arrivano anche le vacanze, bollino nero sulle strade del Veneto e del Veneziano. Sì, il bollino nero è confermato come da previsione. Possiamo anche dire che chi viaggia si informa, segue i consigli perché le partenze sono iniziate molto presto. Il grande esodo del 1° agosto contrassegnato da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico non si è fatto attendere. È iniziato con anticipo visto che molti hanno preferito evitare i possibili rallentamenti sull'arteria partendo e viaggiando durante la notte. Già dalle 8 di questa mattina si registrava un più 14% di transiti rispetto al sabato omologo di un anno fa. Addirittura l'uscita dalla barriera di Trieste-Iserte, che risente dalla chiusura della superstrada slovena H4, si segnalava un più 41 rispetto al 2025, ovvero 8.581 transiti rispetto ai 6.069 dello scorso anno. Il traffico lungo la A4 in direzione Trieste è stato particolarmente intenso per tutta la mattinata, con punte di 3.000 transiti all'ora tra Quarto d'Altino e Meolo e tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova.
Palmanova. Questo ha comportato per 2 volte, alle 9:30 e poco prima delle 12, l'utilizzo della safety car che con mezzi della polizia stradale e degli ausiliari alla viabilità di Autostrade Alto Adriatico ha deviato il traffico verso la A34 e quindi lungo la viabilità ordinaria anche slovena, la strada statale 444, vista la chiusura dell'H4 per chi è diretto verso le coste della Croazia. Un'operazione che dura mediamente circa 30 minuti e che consente di evitare qualsiasi paralisi al traffico e di svuotare momentaneamente la barriera di Trieste-Lisert. Poi nel tardo pomeriggio ci sarà un calo per poi dopo rallentare il tutto in serata. Quello che conta è che voi siete attivi, anche perché mi raccontava che avete automatizzato ancora di più anche i pagamenti, no? Per essere più celeri al passaggio alla barriera. Sì, oggi è possibile pagare nei nostri caselli con strumenti elettronici, c'è il contactless, più molti utilizzano il telepedaggio, certo che chi utilizza questi strumenti può anche uscire più velocemente. False offerte di lavoro sugli hotel, la polizia postale sgomina una rete di frodi. La Polizia di Venezia ha sgominato una fitta rete criminale specializzata nelle frodi informatiche attraverso la cosiddetta truffa dei like e nel riciclaggio del denaro incassato illecitamente. L'indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Polizia Postale per il Veneto, era partita dalla denuncia di un veneziano attirato da proposte di lavoro flessibile e altamente remunerativo arrivate tramite WhatsApp e Telegram o sui social. Avrebbe dovuto semplicemente mettere mi piace a video di piattaforme famose o recensire hotel o canali social in cambio di compensi che andavano da 2 a 5 euro. Effettivamente i primi guadagni, pari a poche decine di euro, erano stati realmente accreditati sul suo conto. Poi però era stato inserito in gruppi Telegram riservati e invitato a depositare denaro con la scusa di sbloccare mansioni più remunerative o per investire in criptovalute. È il momento di svolta della truffa. Quando le somme versate diventavano più consistenti, magari qualche migliaio di euro, i truffatori congelavano i conti virtuali sulla falsa piattaforma e spedivano richieste di ulteriori pagamenti per sanzioni, tasse di sblocco o commissioni, per poi sparire nel nulla una volta esaurita la capacità finanziaria della vittima. L'indagine, concentrata su una complessa rete di conti correnti per occultare il denaro sottratto, spesso frazionato e trasferito all'estero, ha infine permesso di arrivare ai prestanome e ai promotori della frode. Dopo 7 decreti di perquisizione personale e informatica su tutto il territorio nazionale, si è arrivati alla titolarità dei conti correnti che custodivano i proventi della truffa e al sequestro di titoli di credito e documentazione bancaria. Truffe agli anziani tra il Veneto e il Friuli avevano colpito anche a Cinto Caomaggiore. Ultimamente, oltre alle truffe ai danni degli anziani, abbiamo assistito a alcuni episodi dei furti o rapine consistite con la tecnica dell'abbraccio, ovvero nell'ultima settimana abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, diverse denunce da parte dei cittadini di età avanzata. La prontezza della vittima, un anziano novantenne di Santa Maria la Longa, ha permesso ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Udine di mettersi sulle tracce dei 2 malviventi tenuti d'occhio dai militari per una serie di segnalazioni e denunce di furto con la tecnica dell'abbraccio. E così un 38enne e una 20enne di etnia rom senza fissa dimora sono stati arrestati per furto con destrezza e rapina in concorso. L'ultimo episodio è avvenuto il 30 di luglio in prossimità di Palmanova. Abbiamo constatato che di fatti era stata appena consumata una rapina, gli era stato asportato un Rolex con violenza, il signore riportava anche alcuni graffi sulla mano destra e successivamente i colleghi della sezione operativa si sono messi all'inseguimento del soggetto lungo l'autostrada in direzione Venezia. Con i colleghi della Polizia di Stato abbiamo organizzato un posto di controllo in prossimità di Venezia Est, dove noi sapevamo che il soggetto sarebbe uscito per fare rientro al B&B e i 2 malfattori, la donna seduta dietro la propria autovettura e il malvivente che invece guidava, non si sono fermati all'alta e è iniziato un inseguimento per le strade di Mestre. Successivamente hanno abbandonato la propria autovettura in prossimità di Marcon, alle campagne, per tentare una fuga appiedata. Entrambi sono stati fermati e sottoposti a fermi di polizia giudiziaria. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: i malviventi individuano persone anziane, si fingono conoscenti o semplicemente chiedono finte informazioni e nel ringraziare e salutare gli anziani li abbracciano o stringono le mani, rubando anelli, collanini, orologi e ciò di prezioso che le persone indossano. Così era successo il 29 giugno a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dove gli arrestati avevano consumato il furto di una catenina ai danni di una donna di 79 anni. Identificati grazie alle
immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri si sono messi sulle loro tracce fino a quando non sono riusciti a prenderli, dopo la rapina ai danni del 90enne di Santa Maria la Longa. I due sono ritenuti responsabili di un ulteriore furto commesso ai danni di una 83enne di Torviscosa e sono stati rinchiusi rispettivamente presso il carcere di Udine l'uomo e di Trieste la donna. E si sono concluse intorno alle 17:30 le operazioni di soccorso di 2 escursionisti rimasti bloccati per il panico in discesa sul sentiero 320A che scende dal Monte Egeo. 4 i soccorritori di Sappada intervenuti per salvare i 2 giovani escursionisti salvati dopo una ventina di minuti di cammino in salita sul sentiero raggiunti appunto dai soccorritori che hanno imbragato i 2 escursionisti e calati con la corda per una quarantina di metri fin dove poi era facile proseguire in autonomia. Abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda il barchino di cui vi abbiamo fatto vedere la foto poco fa. Eccolo, si tratterebbe invece di una perdita dell'equipaggio in acqua con il motore del barchino rimasto invece in funzione. Al momento non sappiamo ancora se ci sono feriti. Abbiamo parlato di esodo estivo, di bollino nero sulle strade. Ebbene, la CGA pone l'attenzione sul caro diesel. Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese, anche in Veneto. Chi usa l'autocarro, la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC e gli agenti di commercio, si trovano a fare conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. I dati della CGA di Mestre parlano chiaro. Dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel è salito del 20,9%, ovvero 36 centesimi in più al litro, che si traduce per il pieno di un autocarro sotto le 7,5 tonnellate in 1.040 euro di costo, 180 euro in più rispetto al scorso 27 febbraio. La benzina invece è salita del 19,6%, vale a dire 33 centesimi in più dall'inizio dell'ostilità tra USA e Iran. A pagare il conto più salato gli artigiani, tra loro i cosiddetti professionisti della strada, dai padroncini ai tassisti, dagli NCC agli agenti di commercio. La CGA ricorda come il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dall'esecutivo per alleggerire la componente fiscale del diesel interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti, e se da un lato si guarda con grande attenzione al prossimo 4 agosto quando il governo dovrebbe varare una misura più strutturale contro il caro carburanti, dall'altro per l'associazione serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise dei carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche anche del nostro territorio. E su Antenna 3 domani in diretta a partire dalle 15:30 le emozioni del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo ricreando il clima quattrocentesco con i cortei nei quartieri, la gara di tiro con l'arco e alla fune fino alla sfida decisiva, la corsa dei cavalli, la grande sfida del Palio di Feltre domani dalle 15:30 in diretta su Antenna 3. E con questo appuntamento chiudiamo il telegiornale di Venezia. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata e le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla. Arrivederci.